Prima avevamo una struttura provvisoria, una struttura, intensa struttura era, ed era destinata prima o poi a deperire, cosa che l'abbiamo fatta avvenire perché volevamo proprio costruire una struttura che servisse a tutte le imprese del nord-est italiane ma anche internazionali, perché qui facciamo, ma vogliamo amplificare questa cosa, facciamo il Pro Expo oltre le fiere, nel senso che le aziende possono mettere i loro prodotti, possiamo organizzarli il banchetto, la proiezione, quindi tutto quello che serve alle aziende, hanno l'hotel, la spa per rilassarsi e remise in forma, e hanno tutta una serie di spazi incredibili all'esterno che quindi fanno innamorare il cliente, e questo è importante, fidelizzare il cliente. Nella fiera questo è molto difficile, mentre qui invitano normalmente 50 clienti alla volta, ogni giorno li cambiano, in 3-5 giorni hanno i 200-300 potenziali clienti ed acquirenti dei loro prodotti, ma hanno una giornata in cui condividere non solo le tecniche, le tecnologie, eccetera, ma anche i loro sistemi, e qui vengono anche Mediolanum, Generali, tutta una serie, la Finin, tutta una serie di aziende specializzate sia nei prodotti sia nei servizi, come anche quelli finanziari. Qui abbiamo 2 grandi video laterali più una proiezione centrale, un palco da 20 metri, e quindi l'azienda può presentare anche durante il buffet, durante il pranzo, e finire poi col DJ, ma non serve neanche che venga il DJ perché abbiamo un sistema che vedono il video DJ completamente con le musiche che vogliono l'impresa. Gli stessi sistemi di illuminazione, qui parliamo di LED totalmente comandati da sistemi digitali, e quindi si può fare la bandiera americana quando abbiamo il pranzo per la base di Aviano. Molte aziende fanno i 10 anni, i 30 anni, i 50 anni. L'altro giorno c'era un'azienda 70 anni, quindi onore al merito. E quindi un luogo dove poter, diciamo, portare i loro collaboratori, i loro specialisti, i loro clienti, e farli godere di una struttura che è una struttura unica, aria pulita, siamo a 400 metri, fresco d'estate e non freddo d'inverno, questo è altrettanto importante, ma tutta una serie di servizi, 2 ristoranti, bar. L'investimento è stato di qualche milione e il tempo è stato da record. Abbiamo iniziato a novembre, siamo al 30 maggio e la struttura è finita, parliamo di 1000 metri quadrati, non solo tutti gli impianti tecnologici, ma soprattutto la climatizzazione, tutti i sistemi di sicurezza antincendio, tutti i sistemi di servizio, diciamo abbiamo un office cucina, abbiamo ulteriori servizi oltre a quelli che ci sono, e abbiamo collegato il tutto da quando uno arriva con l'auto, sale nella funicolare e dal momento che prende la funicolare, che lascia la macchina, è sempre coperto, non serve più l'ombrello, non deve preoccuparsi di avere l'ombrello. Sabato ci sarà l'inaugurazione, comunque presentazione di questo nuovo teatro. Sabato ci sarà una cosa notevole, direi quasi eccezionale, perché lo apriamo al pubblico, abbiamo fatto un enorme happening, diciamo, l'abbiamo chiamato Revival Woodstock, perché ci sono 4 gruppi che faranno 4 tribute to Bob Dylan, to Jimi Hendrix, to Bob Marley e i Queen in finale, e che suoneranno delle musiche eccezionali intervallate da un video DJ, da una presentatrice conosciuta che è la Monica Valerini, attrice e presentatrice, e ci sarà quindi possibilità di mangiare, possibilità di bere, di rilassarci. Abbiamo creato in questo enorme teatro degli spazi per stare sui divani, degli spazi per stare seduti, guardare chi balla, per ballare, una pista enorme, e anche logicamente per sedersi e mangiare un buffet, oppure semplicemente fare delle grandi camminate sul bosco, che ricordo abbiamo illuminato i sentieri, quindi i nostri 50 ettari di bosco nella parte, quando si entra, fa respirare veramente la natura, fa respirare bene i nostri polmoni. E abbiamo fatto lavorare quasi tutte le aziende del territorio e anche gli artisti del territorio.